Siamo alla Facoltà di Scienze Statistiche con il professor Ilvo Diamanti che oggi tiene la lezione magistrale su giornalismo di precisione e statistica. Che cos'è questo giornalismo di precisione? Ma sa, quello che lei chiama questo giornalismo di precisione dovrebbe essere, è una definizione che negli Stati Uniti è abbastanza consolidata, sta a sottolineare quel tipo di attività giornalistica che è fortemente legata all'uso delle statistiche, dei dati, di fonti autorevoli e rigorose. Cioè in realtà è un giornalismo che si fonda sugli stessi strumenti dei ricercatori e di ricercatori statistici. E invece secondo lei qual è il tipo di giornalismo prevalente oggi in Italia? Se parliamo di che cos'è il giornalismo di precisione vuol dire che bisogna spiegarlo. Che il giornalismo è fondato sull'imprecisione magari, ma non è quello, cioè in realtà negli Stati Uniti precision ha un significato un po' diverso, significa documentato e documentato statisticamente. Direi che ce ne sarebbe bisogno e ce n'è un uso sempre più largo in Italia, basta che voi guardiate quanti sondaggi vengono presentati ogni giorno in televisione, sui giornali, e guardate un po' quante volte vengono usati i numeri a caso. Vi faccio un esempio, i numeri della partecipazione alle manifestazioni, ciascuno le misura a modo suo e a seconda dei suoi interessi. Quanti sono? Per gli organizzatori 1 milione, per la questura 60.000 e normalmente si fa una media. È rilevante, interessante invece capire quant'è questa gente, perché è un segno effettivo di partecipazione, oppure quant'è il grado di fiducia nei confronti del governo, dell'opposizione. In realtà il giornalismo di precisione dovrebbe definire un uso applicato della scienza sociale e della scienza statistica. Grazie. Vi invitiamo ad ascoltare la conferenza.